Ben ritrovati dalla redazione, prima la lite, poi una violenta aggressione, lui che afferra la compagna e la fila in testa in una pentola con acqua bollente, lei che reagisce ferendo l'uomo con un coltello e un paio di forbici. Nessuno dei due è in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile al civico 3/4 di Piazzale De Gasperi a Trieste. I militari dell'Arma, dopo i primi accertamenti, hanno identificato una 28enne di origini rumene con precedenti di polizia e un 36enne triestino pregiudicato. Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire l'esatta dinamica della brutale aggressione subita l'altro ieri da un triestino di 53 anni. L'uomo nato nel 1971 è stato fermato da due ignoti che per sottrargli il portafogli contenente poco più di 50 euro l'hanno preso a pugni. Il violento episodio è avvenuto davanti all'ingresso del civico 23 di via Canova. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini per risalire i presunti responsabili dell'aggressione. Dopo soli 3 mesi di attività sotto la nuova gestione, un locale del centro a Udine è stato temporaneamente chiuso su ordinanza della questura. Si tratta del Chicò Caffè di Viale Ungheria 66, all'angolo in cui via Bertaldia si congiunge con via Ungheria. Si trova a pochi passi da Parco Martiri delle Foibe, della cui situazione di spaccio si era già parlato. La temporanea sospensione dell'attività, come da documento affisso all'esterno, è giustificata dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, invocato per attività in cui siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale il ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico. 500 droni hanno illuminato il cielo davanti a Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. L'evento affidato dal comune alla Drone Show Italy era previsto per il 14 agosto, ma poi era stato rinviato per instabilità atmosferica. Poco dopo le 21 di ieri erano già in 10.000 a seguire l'evento. È la prima volta che invece dei classici fuochi di artificio il comune sperimenta uno show di questo tipo con luci non inquinanti che non arrecano danno agli animali né a cani e gatti spaventati dai botti né ai volatili. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno, poco nuvoloso per velature ad alta quota, venti di brezza, temperature massime superiori alla norma del periodo, in genere di 5 gradi centigradi, caldo eccezionale in montagna. Sulla pianura verso il Veneto in Valcellina, di notte fino al mattino possibili locali nebbie, inversioni termiche marcate di notte nelle valli. Temperature minime in pianura fra 13 e 16, sulla costa fra 17 e 20 gradi, mentre sulla pianura massime fra 28 e 30 e sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.